La mia interrogazione riguarda una zona ben specifica che lei conosce bene della nostra regione, cioè la zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, dove insistono due aziende, Assessore, una Ambiente Servizi che appunto ha il compito di raccogliere l'immondizia e Ecosinergie che invece ha il compito, dopo l'immondizia raccolta da Ambiente e Servizi, appunto di estrarre il rifiuto secco, lavorarlo, trasformarlo in combustibile solido secondario. Se non che questo combustibile solido secondario, diciamo a discapito secondo me del suo nome, cioè combustibile, viene poi conferito con annessi costi di conferimento all'estero. Ecosinergie ci fa sapere che questo conferimento costa all'azienda tra i 5 e i 6 milioni di euro. Ecco perché sempre più insistentemente, diciamo dai portatori di interesse locali e non, si sta facendo largo la richiesta, direi quasi veemente, di creare in loco un termovalorizzatore. Al netto del fatto che sono certo che non vi siano state presentate in regione, che ha il compito appunto di verificare e approvare questo tipo di impianti, volevo conoscere, Assessore, per quanto possibile, la sua visione in questi termini, considerato appunto il dato senz'altro più sensibile per la partecipata che si chiama appunto Ecosinergie, dei 6 milioni spesi, che poi diventano tariffari per gli utenti, dei 6 milioni spesi per conferire questo combustibile solido secondario all'estero. Grazie Assessore, grazie Presidente. Grazie, Assessore Scocimarro. Grazie. Il PRGRU prevede zone correttamente evidenziato la possibilità di realizzare un impianto appunto di termovalorizzatore. Il CSS derivante dai rifiuti urbani è il sovvalli degli impianti di selezione per questo motivo. A questo proposito, già da tempo si è aperto un tavolo con i gestori del ciclo dei rifiuti per condividere i contenuti tecnici. Diverso è il discorso derivante dai rifiuti speciali, per i quali esiste sempre il presupposto della loro libera circolazione sul territorio nazionale. Quindi eventuali progetti, di cui anche noi leggiamo sui giornali, di realizzazione di impianti di termovalorizzazione a San Vito e Tagliamento, sarebbero ancora da capire in che contesto si collocano, cioè se vanno a servire il ciclo dei rifiuti urbani o quelli degli speciali. Noi questo non lo sappiamo. In questo momento non esiste negli atti nessuna istanza. Ci sono parecchie progettualità delle quali sentiamo parlare, ma che al momento non si stanno concretizzando. Noi, da parte nostra, continueremo a tenere aperto il tavolo con i gestori al fine di poter condividere le scelte e anche di condividerle, appunto. Consigliere Capossella. Grazie Presidente. Sì, Assessore, l'avevo messo un po' tra le premesse della mia interrogazione, nel senso so perfettamente che non sono arrivate alla sua attenzione, all'attenzione degli uffici, progettualità, istanze. Cercavo di capire più che altro l'orientamento della Regione. Lei quando ha parlato di tavolo di confronto, mi fa capire, perché vado per deduzioni, che la Regione è appunto disponibile a capire cosa, dove, quando. Quindi questa è la risposta sostanzialmente implicita che mi porto a casa. Grazie Assessore, grazie Presidente.